Il Messico vincitore del Tempio d'Oro al Festival di Agrigento, allo stesso gruppo il premio dei giornalisti. Ancora tragedie in mare, disperso anche un bimbo di 2 anni. I commercianti contestano l'arcivescovo di Palermo per il suo decreto che unifica cresime e prime comunioni. Per lo sport calcio, vittoria del Castrum Favara alla Mezzia Terme per 2-1 e il panorama sugli altri campionati. Bentrovati da TV Notizie. Come avete sentito nei titoli, il Messico ha vinto il 68esimo Festival internazionale del folklore, conquistando il Tempio d'Oro sul palco del Palacongressi di Agrigento, dove si è svolta la manifestazione conclusiva della Festa del Mandorlo dopo il cambio di programma a causa del maltempo. Al secondo posto si è classificata la Colombia, al terzo posto la Georgia. Il premio alla memoria di Giugiu Gallo è stato assegnato all'Ungheria, alla quale è andato anche il premio per la migliore musica, intitolato ai fratelli Licausi. Altri riconoscimenti per la Serbia, con il premio alla memoria di Gigi Casesa, alla Bulgaria per la migliore danza e all'Ucraina per il migliore costume. Il titolo di Miss Primavera è stato assegnato alla Colombia. Alla Georgia, infine, il premio del distretto turistico Valle dei Templi. A condurre il festival sono stati Clizia Fornazier e Carmelo Lazzaro. Viva Messico! Messico! Consegna il premio, il Tempio d'Oro, il prefetto di Agrigento, Sua Eccellenza Salvatore Cacamo e il sindaco Francesco Micini. Oh, sono gentissimi! Piacere, benvenuti! Sì, nonostante le condizioni meteo avverse siamo riusciti comunque a rimediare, una bella edizione, penso che verrà anche ricordata, il Palacongressi si presta e ringrazio quindi anche il Parco Archeologico nella figura dell'architetto Sciarrate per aver concesso a noi la possibilità di poter comunque continuare questa meravigliosa festa, questo meraviglioso festival. Ha vinto il Messico, secondo la Colombia e terza la Georgia, penso che sono anche meritati, anche perché la giuria popolare poi ha scelto così. Cosa porta dietro di questa edizione? Ma porterò un grandissimo ricordo, a prescindere i temi della pace che per ora sono importanti, porterò il ricordo di una grandissima manifestazione partecipata e voluta anche dalla città di Agrigento. Io quando ho sfilato venerdì durante la fiaccolata dell'amicizia ho percepito proprio nei volti dei miei concittadini. Cala il sipario sulla 78esima edizione del Mandorlo e Fiore è stata una grande manifestazione anche per Agrigento.
Si chiude questa bellissima kermesse che è musicale, canora, poi il folklore è quello che ha predominato, ma io mi sento di dire che questa festa del Mandorlo in Fiori di quest'anno è stata contrassegnata veramente da un abbraccio molto molto caloroso che il nostro territorio ha voluto dare a tutti i paesi partecipanti. Quindi loro tornano sicuramente a casa loro con un ricordo bellissimo della nostra terra, soprattutto del calore della nostra gente. Quindi questo è quello che ci inorgoglisce più di tanto. Io ho sempre detto, spero che l'anno prossimo l'edizione del Mandorlo veda come partecipanti quei paesi che oggi sono impegnati in tutt'altre azioni per la difesa della pace. E probabilmente, dico, io ci credo sempre, ci credo perché oggi è la giornata in cui abbiamo veramente suggellato questo abbraccio di Agrigento con tutto il mondo, con tutti i paesi che con noi seguono e perseguono questo obiettivo. Quindi bellissima giornata, è stata una settimana meravigliosa. Poi il gruppo premiato, cosa dire, io già avevo espresso il mio fortissimo compiacimento per il gruppo del Messico, perché sin dal primo giorno ha dato un'esemplare testimonianza di vicinanza a questa terra, andando a visitare i nostri bambini che oggi non sono più presenti, sono all'ospedale, al reparto pediatrico. Loro hanno reso questo bellissimo gesto, quindi grande merito a loro e ancora una volta un abbraccio. E dire una sagra al di sopra di ogni aspettativa. Il tempo ha funestato l'ultima giornata, ma ce l'abbiamo fatto lo stesso, con 2 spettacoli. La gente ancora non vuole andare via dal teatro. Sentimenti di amore, di fratellanza, di pace, non solo tra i popoli, ma per la nostra gente. Credo che questa sagra abbia trasmesso. E come dicevamo, al Messico è andato anche il premio Ugo Re Capriata, assegnato dalla sezione agrigentina dell'Asso Stampa per l'eccezionale capacità di rappresentare la ricchezza culturale e le tradizioni popolari del proprio paese. Ancora sulla sagra, attraverso danze, musiche e costumi, il gruppo della Giorgia si è aggiudicato il premio Costa del Mito del distretto turistico Valle dei Templi. Il riconoscimento celebra la bellezza delle tradizioni e l'incontro tra culture nel segno dell'amicizia tra i popoli. Gli artisti hanno trasformato lo spettacolo in un viaggio culturale. È concluso anche il Festival I Bambini del Mondo con una cerimonia presso la Chiesa della Divina Provvidenza dove si è pregato per la pace. Una preghiera interreligiosa carica di significato. Ci sono le interviste di Giuseppe Moscato. La preghiera interreligiosa per la pace chiude questa edizione dei Bambini del Mondo, una grande edizione. Sì, una grandissima edizione in cui abbiamo avuto un grande successo di pubblico per gli spettacoli al Teatro Pirandello, sia nei matinè con le scolaresche che naturalmente nei 2 serali, il premio Claudio Crescenzo, e questo della preghiera per la pace con tutti i gruppi folcloristici stranieri e agrigentini è proprio un momento che va a chiudere questa edizione grandiosa. Un bilancio positivo ma riscontrato anche dagli ospiti? Assolutamente sì, tutti i bambini sono davvero felici e contenti di aver partecipato a questa grande manifestazione, di aver interagito con anche i gruppi locali e siamo già pronti per la prossima edizione. Sì, oggi concludiamo questa 23esima edizione del Festival dei Bambini del Mondo, che è un festival che notoriamente punta proprio a lanciare questi messaggi di pace e di fratellanza tra i popoli e questi messaggi lanciati dai bambini hanno un significato ancora maggiore. È
stata un'edizione straordinaria, con numeri straordinari, una grande partecipazione di pubblico agrigentino, ma anche di pubblico proveniente un po' da tutta la Sicilia, soprattutto le scuole, perché il festival si rivolge fondamentalmente a un pubblico appunto di bambini. Abbiamo avuto 9 spettacoli con tutto esaurito in tutte le repliche, diciamo, ci possiamo ritenere più che soddisfatti anche per la qualità elevata dei gruppi che hanno partecipato a questa edizione. E cambiamo argomento, ancora morti in mare, un dramma infinito che coinvolge purtroppo anche i bambini, come il piccolo di 2 anni scomparso tra le onde. Vediamo il servizio. Ancora morti nel mare di Lampedusa, ancora vittime innocenti di una politica sorda che agisce a parole, che lancia proclami e nulla fa per evitare tragedie come quella consumata nelle ultime ore. E fa tanto male apprendere che la nuova vittima di un dramma infinito è un bimbo di 2 anni, un angioletto sfuggito dalle braccia della mamma e inghiottito dalle onde. La mamma, assieme ad altri sopravvissuti, è stata salvata e trasferita a Lampedusa, ma del bambino nessuna traccia, malgrado le ricerche della Guardia Costiera. Non possono che suscitare rabbia tragedie di questo tipo, delle quali si parla a caldo usando espressioni di circostanza, per poi scordarsi col passare dei giorni che il problema dei morti in mare è un problema che rende colpevoli tutti. A Lampedusa, come è noto, farà il suo primo viaggio anche Papa Leone, magari getterà in mare una corona di fiori come fece il suo compianto predecessore Papa Francesco. Un nuovo segno di dolore e di speranza, una voce e una preghiera che si leverà per dire basta alla carneficina, basta, ma con i fatti. E intanto è stata sequestrata la barca che si presume sia stata usata per lo sbarco di migranti ad Alicudi. Nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo del traffico marittimo, la Guardia Costiera di Milazzo ha individuato nelle scorse ore circa 5 miglia nautiche al largo di Capo Milazzo una barca a vela di circa 15 metri di lunghezza alla deriva. L'unità rinvenuta in stato di apparente abbandono e con le vele ancora aperte risultava priva di persone a bordo. La motovedetta della Guardia Costiera di Milazzo, giunta sul posto, ha effettuato i primi rilievi in mare, constatando come l'imbarcazione presentasse diversi elementi che lasciavano presumere un utilizzo recente da parte di più persone. Alla luce delle prime verifiche effettuate e degli elementi raccolti, è stato ritenuto plausibile che l'unità potesse essere riconducibile al mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti giunti nei giorni scorsi sull'isola di Alicudi. Per ragioni di sicurezza della navigazione e per consentire i successivi accertamenti investigativi, è stata quindi avviata l'operazione di recupero dell'imbarcazione. L'attività è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della società Rimorchiatori Augusta, che opera nel porto di Milazzo, il cui supporto tecnico ha consentito il rimorchio della barca a vela fino allo scalo portuale. Una volta giunta nel porto di Milazzo, l'unità è stata sottoposta ad accurata ispezione da parte del personale della Guardia Costiera. Al termine delle verifiche, l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, che coordinerà i successivi accertamenti e le indagini del caso. Oggi ad Agrigento, presso l'hotel di Oscuri, a lungomare di San Leone, si è tenuto un incontro a sostegno del no alla riforma della giustizia. Ai lavori, coordinati da Salvatore Pezzino, sono intervenuti Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento, e Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia. L'incontro, secondo la CGIL, rappresenta un momento di confronto approfondito sulle ragioni del no alla riforma. Si è svolto a Palermo ieri il campionato regionale di pole dance, competizione valida per le qualificazioni al campionato nazionale CISEN 2026 che si terrà a Cervia a giugno. In gara ieri
A Palermo anche l'agrigentina Emma Danile, arrivata seconda. Ma Emma è già una campionessa nel suo campo, tante le sue esibizioni, ultima quella dei mondiali dello scorso dicembre a Roma. Vediamo la sua esibizione di ieri al campionato regionale. Oh, imagine a land, it's a faraway place where the caravan camels roam, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is right, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. With the cardamom cluttered stalls, you can smell every spice while you haggle the price of the silks and the satin shawls. Oh, the music that plays as you move through a maze in the haze of your pure delight. You are caught in a dance, you are lost in the trance of another Arabian night. Arabian night. Arabian days, more often than not, are hotter than hot in a lot of good ways. Arabian nights, like Arabian dreams. This mystical land of magic and sand is more than it seems. There's a road that may lead you to good or to green through the power of your wish and command. Let the darkness unfold, or my fortunes untold, or your destiny lies in your hands. One minute here, one knows what a flash on within the diamond in the Arabian night, Arabian days, they seem to excite, take off and take flight, to shock and amaze. Arabian nights, neath Arabian moons, a fool of his mind, an Arabian days, they seem to excite, take off and take flight, to shock and amaze. Arabian nights, neath Arabian moons, a fool of his guard could fall and fall hard out there on the dunes. Grazie Emma Pia. La Polizia di Stato sta ricostruendo quanto accaduto sabato in via Bak Bak nel centro storico di Agrigento, dove un tunisino che avrebbe tentato di molestare una ragazzina sarebbe stato costretto a fuggire dall'intervento dei residenti. La ricostruzione dei fatti riguarda il ferimento del giovane tunisino. Si dovrà stabilire infatti la causa delle ferite riportate dal giovane. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, contestato dai commercianti. Il perché nel servizio. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, contestato dai commercianti per la decisione di unificare le cresime e le prime comunioni. 2 riti in un solo giorno e la reazione dei commercianti palermitani. Una notizia curiosa che merita però la massima attenzione.
Questi i fatti. Con una lettera all'arcivescovo Lorefice, Confimprese parla di grave danno economico causato proprio dalla celebrazione dei due sacramenti insieme. Il motivo viene spiegato dalla stessa associazione, secondo la quale ci sarebbe già in atto un danno di circa 20 milioni di euro, danno che colpisce soprattutto le piccole imprese, ovvero ristoranti, pasticcerie, negozi di abbigliamento, fotografi e fiorai. Tutti coloro cioè che vivono grazie anche alle cerimonie, come appunto le cresime e le prime comunioni. A Palermo ogni anno vengono celebrate mediamente 3.000 prime comunioni. Nella lettera dell'associazione all'arcivescovo inoltre si sottolinea il valore educativo del padrino e della madrina. E qui si potrebbe aprire un altro discorso, considerato che non solo a Palermo è stata abolita la figura dei padrini. La scelta riguarda purtroppo anche la diocesi di Agrigento, in modo particolare per quanto riguarda i battesimi. Una norma che anche dalle nostre parti non tiene conto delle tradizioni familiari. Una norma che abolisce con un semplice atto quello che rappresenta anche il momento della gioia. Dicevamo che a questo proposito si potrebbe aprire un altro discorso, visto che dalla provincia di Agrigento, grazie al cielo, non si parte più per i cosiddetti viaggi della speranza, ma a quanto pare si è costretti a farlo per celebrare un battesimo, come è successo recentemente ad una coppia partita alla Volta di Roma per poter battezzare il proprio bambino senza alcun divieto e soprattutto con la presenza di un padrino e di una madrina, così come la tradizione vuole. Un falso portiere scoperto all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Si aggirava tra i corridoi del pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia con l'autorevolezza di chi quel posto lo presidia per lavoro. Peccato però che non fosse un dipendente della struttura né un addetto alla sicurezza autorizzato. I carabinieri della stazione Resultana Colli, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati all'interno delle strutture sanitarie, hanno smascherato e denunciato in stato di libertà un uomo di 68 anni, pensionato palermitano con precedenti di polizia. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre espletava a tutti gli effetti attività di portierato presso i locali del nosocomio. A rendere credibile la sua posizione agli occhi dei pazienti e del personale ignaro era un kit di ordinanza curato nei minimi dettagli, un tesserino identificativo contraffatto completo di fototessere e logo ufficiale dell'azienda ospedaliera, nonché un badge elettronico risultato abilitato al comando e all'utilizzo degli ascensori della struttura, che gli avrebbe garantito così la piena libertà di movimento tra i reparti. Il materiale utilizzato per accreditarsi falsamente all'interno dell'ospedale è stato immediatamente sequestrato. L'uomo dovrà ora rispondere del reato di falsità materiale commessa dal privato. L'operazione si inserisce nel quadro dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti a prevenire ogni forma di illegalità a tutela della collettività. Mercoledì 19 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 sarà possibile portare nel salone della parrocchia San Nicola a Fontanelle delle pietanze oltre a pane e dolci da condividere per la tavolata di San Giuseppe. Dopo la messa seguirà la benedizione della minestra e della tavolata. Siamo giunti allo sport, il calcio, il Castrum Favara vince alla Mecia Terme per 2-1. Vediamo. Catalano, partita in questo momento, battuta d'inizio è stata per il Castrum Favara, poi vediamo le riserve, salta con grande tecnica il diretto avversario, attenzione, avanza sul limite dell'area, la palla è a destra per Marigosu, lato corto, mette dentro e c'è il gol dell'amico Lamezia, e irrompe Pussetto che di piatto al volo sorprende il portiere. C'è stato Montepugnoli che è stato Pussetto, quindi vediamo il minuto, dovrebbe essere il portiere Di Silvestri. Attenzione, un altro lancio di Catalano, il portiere salta di pugno e mette il calcio d'angolo pericoloso. Questo Dan che si rialza, uno dei migliori giocatori dei giovani della Vigor, Dan. Attenzione a Catalano che se ne va 1 contro 1 con
in genere di rigore. Catalano al sinistro, grande parata a terra del portiere Di Silvio. Attenzione, carica il destro, il numero 17 dalla distanza, ma Sabella si accartoccia a terra. I ragazzi dell'Este ancora prima le brigate biancoverde. Attenzione, in area di rigore Castronfavara, Enrico non lo gira dell'avversario, lo stacco di testa, Sabella para in tuffo, un quasi gol del Castronfavara, resta a terra il nostro portiere. Adesso Tripicchio pressato da Andreassi e da Montepugnolo, il traversone, mamma mia, sotto porta. Un'altra occasione con queste palle veloci aeree. Questa difficoltà la Vigo riesce a ribattere in avanti, ma riparte ancora il Favara. Stiamo subendo poi gli avversari. Tiro rete, questa volta è arrivato sul traversone da destra, arrivavano tutti i pericoli, è riuscito a pareggiare il Favara. Dovrebbe essere il numero 11 che ha pareggiato, Lanza, quindi gli hanno tolto qui 5 punti. Attenzione, traversone, stacco di Cosendei, niente da fare. Oggi sembra di Verona che fischia adesso i primi 45 minuti, tutti negli spogliatoi a prendere un tè caldo, come dicono nelle televisioni più importanti. Allora si riparte nel secondo tempo tra Vigor Lamezia e Castronfavara per la 27esima giornata del girone di ritorno. Per il numero 10 Tripicchio, attenzione, avanza Tripicchio, davanti a Montepugnoli, mamma mia, rete 2-1, traversone micidiale sempre dalla destra, va a prendersi l'abbraccio dei 7 ultra venuti. Sì, il numero 9 capitano in campo ha segnato di testa, fischia dalla tribuna, dalle gradinate. Calcio d'angolo, portiere Sabella, tutti sui limiti dell'area. Batte Catalano, palla dentro, la palla schizza poi sul corpo di Andreassi, che sfortunatamente di Sansone. Sbagliano pure loro, Cosendei per Andreassi, mette dentro per Ordonez, il tiro di Cosendei, para il portiere, tiro centrale, perde palla, poi Maimone, attenzione, norma del vantaggio, verrà punito più avanti. Catalano, prova il tiro, Catalano, alto sulla traversa di un soffio. Andreassi, il traversone tagliato in aria, la palla è respinta, raccoglie il numero 19 alla ribattuta del limite dell'aria che se ne va isolato in avanti, c'è un'autostrada, attenzione, pericolo, parata di Sabella, incredibile, vediamo. Finisce qui, una gioia immensa per il Favara che si trova 3 punti su un campo difficile come quello della Vigor, che ci trova in una situazione. Guarda, sono grande e vaccinato, io rispetto tantissimo la Vigor Lamezia perché ho tantissimi ricordi, ci sono persone che io stimo. E non mi sono mai permesso di entrare in casa altrui, mai. Io ho pensato solamente che era una partita difficile, una partita contro una squadra che l'ultimo periodo ha fatto tantissimi risultati, l'ultima in casa l'aveva vinta con la Regina e noi in questi 15 giorni ci siamo preparati per affrontare una squadra forte che gioca molto bene, hanno avuto anche loro le occasioni. Sicuramente oggi siamo stati bravi, fortunati a sfruttare tutte le occasioni che ci siamo create, forse l'ultima quando siamo ripartiti 3 contro il portiere, poi alla fine era 3 contro 1, non siamo stati bravi, però non tutto, siamo contenti di come è finita. Per noi era essenziale fare il risultato, dico che in queste partite la fame, tra virgolette, la disperazione di fare per forza il risultato, escono energie che tu manco pensi, con qualità, devo dire anche con qualità, perché i giocatori hanno fatto anche un bel gioco,
Siamo stati molto bravi nei movimenti di interscambio che fa il Lamezia Terme, la Virgo Lamezia, perché il mister è molto bravo. Abbiamo fatto 1 contro 1, abbiamo cercato di limitare la loro qualità, abbiamo fatto una marcatura individuale su Catalano, che sappiamo che è il faro, quello che fa la differenza in campo, e Ferrante credo che è stato uno dei migliori in campo. Credo che siamo contenti perché era una partita per noi vitale. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. E di nuovo insieme per continuare a parlare di calcio con il punto sugli incontri di Carmelo Lentini. Vediamo. E l'Atletic Palermo la nuova capolista del girone I di Serie D. La compagine palermitana supera per 4-2 il malcapitato Paternò e stacca di 3 punti il Savoia, a sua volta fermato in casa dal Gelbson. Prodezza esterna della Nissa, che passa a Messina per 0-1, ritorna alla vittoria il Castrum Favara, che riesce a ribaltare il risultato con le reti di Lanza e Varela sul campo del Vigor Lamezia, una vittoria che consente di fare un bel passo avanti in classifica generale, e domenica sarà derby interno con la San Cataldese. Per quanto riguarda il campionato d'eccellenza girone A, continua imperterrito il cammino delicato in vetta alla classifica, e anche con una gara in meno. La compagine di Lillo Bonfatto infatti espugna il campo dello Sport Palermo e mantiene le distanze dagli inseguitori. Alle spalle delle carte c'è adesso il Camarat, che ha superato con un netto 3-0 il Misilmeri, mentre si stacca il Marsala, che ha perso 1-0 a Piana degli albanesi. Unitas Sciacca Sprecone pareggia invece in casa con il Parma per 1-1. Ed ora occupiamoci dei campionati di promozione. Iniziamo da quello del girone A. L'Aragona supera di slancio per 7-0 il malcapitato Sport Palermo e cancella la sconfitta di domenica scorsa patita sul campo del Marineo Academy. Per quanto riguarda le altre agrigentine del girone, il Gemini non ha giocato per impraticabilità del campo di Santa Margherita Belice nel derby. Chi sta peggio di tutte invece è il Casteltermini del neotecnico Giovanni Fassone, che continua a perdere terreno in classifica generale ed ora si ritrova in piena zona layout. Nel girone D di promozione, bella affermazione dell'Acregas, che al Totorrusso in anticipo supera con un secco 3-0 il forte e bene organizzato Santa Croce, proiettato verso la disputa dei play-off. Le reti sono state siglate da Tuen Lopez, una doppietta, e poi King. A destare qualche preoccupazione l'infortunio capitato a Jama nel corso del primo tempo, e per il quale si spera un pronto recupero in attesa del rush finale di campionato. Questo lunedì sarà sottoposto ad accertamenti. Per quanto riguarda gli altri risultati, continua a vincere il Priolo Gargallo, questa volta sul campo del Città di Canicattini per 1-0. E riporta il vantaggio a +4 sull'Acregas. Tutto questo a 4 giornate dalla conclusione del campionato. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Mister, partita da 2 volte possiamo dire un po' più complicato il primo tempo, molto meglio la ripresa. Partita, noi abbiamo fatto a mio avviso oggi una grande partita al cospetto di una squadra organizzata, ben messa in campo, a tratti anche rognosa, e che era anche pericolosa su queste palle lunghe sul loro attaccante, per cui potevamo andare un attimo in difficoltà. I ragazzi sono stati bravi, la potevamo sbloccare prima e poi siamo stati bravi nel secondo tempo a sbloccarla e a chiuderla. In partita come questa 3-0, risultato netto, ci sono poi delle cose che comunque ti hanno fatto un po' arrabbiare? No, vabbè, in questi momenti vai a guardare tutto, è chiaro che poi analizziamo se è andato qua, però in questo momento non mi sento di dire a questi ragazzi nulla, perché stanno facendo un grande campionato, non stanno lesinando energie. Oggi dopo 10 minuti, un quarto d'ora abbiamo perso Ciama, e chi è entrato ha fatto la sostituzione
vedo un gruppo che sta crescendo e sono abbastanza soddisfatto. Come si gestisce questo finale? Con molta serenità, dobbiamo recuperare sempre le energie, le forze e con molta tranquillità, dobbiamo rimanere sempre sul pezzo con i piedi per terra, ma ribadisco, dobbiamo avere molta serenità. Mister, tanti complimenti da parte del collega Sebbi Catania che si ricorda di essere stato anche suo allenatore, tanti complimenti nel computo totale, andata e ritorno, Santa Croce esce a testa alta, però oggi ha avuto la meglio la Cregas. Sì, io faccio i complimenti al mister perché adesso è una squadra che vola spedita, ha fatto un giro di ritorno incredibile, forse pecca di qualche risultato all'andata, però diciamo che non si può dire nulla, si vede che è una squadra che sta andando alla grande e se la giocherà fino alla fine. Noi ci abbiamo messo il massimo, abbiamo cercato di tenere testa, abbiamo fatto un buon primo tempo, rischiando poco, cercando di creare qualche occasione e poi alla fine escono fuori i valori, noi pecchiamo di qualche ingenuità per la nostra giovane età, ci sta, dai, va bene così, andiamo avanti. Partita complicata nel primo tempo, poi nella ripresa l'avete fatta vostra. Ma nel primo tempo è stata una partita molto combattuta, poi nel secondo tempo ci siamo sbloccati e da lì la partita è stata, diciamo, in discesa, ma sempre col nostro duro lavoro. Cosa è cambiato? È cambiato solo che abbiamo aumentato l'intensità, quindi passaggi più rapidi, insomma abbiamo aumentato l'intensità. Santa Croce si è confermato un avversario ostico all'andata ma anche al ritorno. Una grande squadra, ben preparata, ma sul campo oggi abbiamo avuto la meglio. Una bella vittoria, adesso c'è da recuperare le energie e le forze per questo sprint finale. Abbiamo ancora delle settimane di lavoro che dobbiamo sfruttare nel miglior modo possibile, quindi ci mettiamo al lavoro già da martedì. Infine la prima categoria Girone B. L'Empedoclina espugna per 0-1 nell'anticipo del sabato lo stadio di Termini Imerese a conclusione di una gara molto combattuta contro uno Sporting che ha cercato in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote alla compagine granata. La rete della vittoria è stata segnata da Salvatore Agnello. I ragazzi di Mariano Cordaro con questa vittoria si avvicinano sempre più al traguardo finale e il ritorno al campionato di promozione. Mancano appena 2 gare, domenica prossima con la Belsitana a Collura e poi trasferta con l'ultima della classe, vale a dire il Rangers. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.